Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Qualche settimana fa vi ho chiesto di farmi alcune domande e mi avete risposto in tantissimi. Prima di rispondere ad alcune di queste domande qua, devo fare un lavoretto su questi. Ora ve lo spiego. Questi sono due tavoloni di cedro che ho preso per fare un lavoro su commissione che dovrò fare prossimamente. Siccome devo tagliarlo lungo questa linea che ho fatto e sagomarlo, volevo testare per bene questa fresa qua della Arbotech. Partiamo da questa qua. Quello che dovrò andare a fare adesso è ritagliare questo scarto, diciamo dandogli più o meno questa forma, e poi risagomarla dandogli l'inclinazione della corteccia naturale con la fresa dell'Arbotech. Quindi, primo squadriamo. Ok, la corteccia qua è proprio massiccia. Vediamo se... togliere tutta questa cosa qua. E qui va un po' a sentimento. Prima di provare la fresa Arbotech, però passiamo al nostro Q&A. Sistemo un attimo le luci e partiamo. Alexa, spegni tutto. Perfetto, cominciamo con il nostro Q&A. La prima domanda è: di dove sono, che lavoro facevo prima e perché ho deciso di cambiare e come? Allora, prendo questa domanda come spunto per fare un'introduzione anche a chi è nuovo del canale. Io mi chiamo Mario, sono del 91 e abito a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Faccio il maker e come obiettivo ho quello di raggiungere una consapevolezza tale da riuscire a padroneggiare il maggior numero di arti artigiane possibili. E sul canale porto proprio questo percorso, portando progetti, esperimenti e anche tanti fallimenti. Prima di fare il maker lavoravo come magazziniere in un negozio in centro a Verona, ma ho lavorato anche a Gardaland per qualche anno e come barista in un golf club. Ho deciso di cambiare semplicemente perché volevo realizzarmi e costruire qualcosa di mio. Il come l'ho fatto è un'altra storia decisamente molto più lunga. Per il futuro invece, come avete visto magari nello scorso video, ho preso un nuovo studio recentemente e quindi già lì ci sono parecchi lavori da fare, ma sto portando avanti tanti altri progetti dietro le quinte con altri collaboratori che magari in futuro vedrete. Quale scuola superiore hai fatto? Ho frequentato prima un istituto professionale indirizzo elettronico e successivamente ho fatto un istituto tecnico a indirizzo informatico. Da dove nasce la passione per i tuoi lavori manuali? Non so esattamente, penso che mio padre mi abbia dato degli input fin da piccolo, vedendolo sempre fare dei lavori e arrangiarsi aggiustando le cose. Penso che sia stato sempre dentro di me questa cosa qua. Riesco a capire molto in fretta il funzionamento delle cose solo guardandole e fare lavori con le mani è qualcosa che mi ha accompagnato fin da piccolo. Come ho iniziato a lavorare il legno? Allora, mi sono avvicinato alla lavorazione del legno circa 6 o 7 anni fa, quando con la mia vecchia band stavamo costruendo il nostro studio di registrazione. Questa è un'altra mega storia che spero un giorno di potervi raccontare. Quando hai capito di essere un maker? Bella domanda, e non penso di averlo capito un giorno, ma l'ho semplicemente sempre fatto. Se ripenso a quando ero piccolo, mi ricordo che smontavo e modificavo un sacco di roba, però mi ricordo che smontavo e rimontavo le cose che modificavo con il risultato che non funzionavano più. A che età hai iniziato a fare il maker? Allora, iniziato nel 2015, avevo 24 anni e ho preso il primissimo lavoro su commissione. Ho realizzato questa scarpiera nel giroscale di un palazzo qua vicino a casa mia. Poi nel 2000, a gennaio del 2016, sono passato a part-time nel lavoro che facevo e ho iniziato a costruire questo laboratorio. Con quali attrezzature hai iniziato? Ho iniziato con le attrezzature che potevo permettermi, molto semplicemente, cioè quelle da hobbista che avete tutti in casa. Ho acquistato, mi ricordo, praticamente molti attrezzi della Enel, dal banco sega alla pialla filo spessore,
e poi lavoro dopo lavoro, man mano che crescevano le mie competenze, cambiavano anche le mie attrezzature diventando sempre più professionali. Cosa ti ha spinto a buttarti su YouTube? Sicuramente la cosa principale è quella di avere un database di tutte le cose che ho fatto da riguardarmi un giorno. Purtroppo io tendo a giudicarmi troppo e quindi non sono mai abbastanza contento, non sono mai soddisfatto principalmente di quello che faccio. Quindi anche riguardare i video passati, vedere da dove sono partito mi aiuta sicuramente a godermi meglio questo viaggio. Vogliamo una foto di te senza barba? Mai, non ve la farò mai vedere una mia foto senza barba. Sono troppi anni che non sento neanch'io il vento o l'aria sulla mia pelle, non so quale sia la sensazione, ma facciamo così. Guarda, ve la lancio. Se arriviamo entro fine anno a 15.000 iscritti sul canale, facciamo una live per festeggiare e vi faccio vedere delle mie foto da sbarbato. Fai questo come lavoro principale? Se sì, prendi collaboratori? Sì, il mio lavoro principale è fare il maker e quindi realizzo i miei progetti su misura. Collaboratori attualmente non ne sto cercando nessuno di specifico, ma se siete interessati e volete raccontarmi un po' le vostre competenze o quello che fate, potete mandarmi tranquillamente una mail a questo indirizzo, sia che abbiate competenze manuali che non si sa mai, magari un giorno ho bisogno di una persona e so che mi aveva scritto quello lì, quindi per chi è interessato qua sotto in descrizione anche trovate la mail. Come si diventa maker e quanto costa? Allora, si diventa maker secondo me semplicemente cominciando a farlo, non c'è un percorso scritto o deciso di quello che bisogna fare. Il punto semplicemente è avere delle competenze e riuscire a monetizzarle al meglio. Per quanto riguarda i costi invece è una cosa che varia molto, diciamo che in linea di massima è tutto quello che vuoi mettere dentro al tuo laboratorio, quindi tutte le attrezzature più la partita IVA. Tutto qua. Com'è cresciuto il tuo curriculum dopo l'esperienza da Giaco? Allora, sicuramente l'esperienza con Giaco è stata super formativa. La skills che penso di aver allenato di più è quella di risolvere un problema nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. Nel senso, c'è un determinato problema, hai l'idea, vai in laboratorio, crei quello che serve e l'idea funziona. Punto. Di solito io tendo a progettare e programmarmi tutti i lavori, quindi lascio veramente poco spazio all'imprevisto e quindi quando una cosa che ho programmato funziona non ne sono neanche troppo entusiasta, nel senso è andata come doveva andare, mentre se tu hai un'idea senza scriverla, senza fare nessun progetto, hai un'idea in mente, vai in laboratorio, la fai, alla prima volta funziona ed è quello che ti serviva, lì la percezione che hai del tuo lavoro cambia decisamente, quindi questa qua sicuramente è la skills che ho allenato di più. Passiamo alla prossima domanda. Qual è il macchinario che... Hai suonato? C'è un pacco! C'è un pacco! Siccome era un po' che aspettavo sto pacchetto qua e comincia a fare veramente freddo e la camicia non mi basta più, ho deciso ovviamente di fare la felpa Big Rocket. Felpa classica come la maglia, davanti il logo e dietro la grafica. La trovate solamente in colorazione nera perché le felpe bianche non le sopporto. Le trovate disponibili da oggi sul sito bigrocketproject.com. Mi raccomando, perfetta come regalo di Natale. Qual è il macchinario che preferisci o che vorresti di più? Questa è una domanda molto semplice. I macchinari che preferisco sono senza dubbio le macchine a controllo numerico. Vorrei una CNC per legno grossa da mettere su almeno un pannello intero da 250x125. Attualmente non avendone neanche una mi accontento di qualsiasi dimensione. Mi piacerebbe poi anche tanto un laser a CO2. Sì, quelle macchine lì mi piacciono veramente tanto, cioè vado fuori di testa proprio. Conviene acquistare una 5 lavorazioni, quindi una combinata come quella che ho io, o tutto separato? In linea di massima conviene sempre acquistare tutto separato, ma questo ovviamente dipende dallo spazio che hai a disposizione. Se hai un laboratorio che non è troppo generoso di spazio come il mio, ti conviene optare per una macchina che ingloba tutte queste lavorazioni, altrimenti tutta la vita avere macchine separate e così ti risolvi tutta la sbatta che c'è nel settare nuovamente un'operazione quando stai lavorando. Progetti futuri come la cucina, camere da letto, tavoli di design
design e beh, sicuramente ci sono progetti che ho in mente di fare da tempo. Proprio prossimamente dovrò realizzare un tavolo in cedro massello veramente gigante e fare vari progetti tutti nello stesso appartamento, ma non vi spoilerò troppo, anzi, se non volete perdervi questi prossimi episodi vi invito a iscrivervi ovviamente al canale e attivare la campanella. Come stimi il prezzo dei lavori conto terzi? Questa è una domanda complicatissima a cui bisognerebbe probabilmente dedicare un video intero, ma non sono la persona adatta per fare questo tipo di contenuto. Diciamo che in linea di massima, prima di tutto cerco di vedere quanto il mio lavoro è replicabile, quindi quanto è unico quello che faccio. Secondo, ovviamente calcolo il materiale e calcolo le ore di lavoro. Ogni progetto poi è diverso dall'altro e quindi non ci sono e non ho mai fatto nessuna regola o formula speciale per calcolarlo. Anzi, se tra di voi c'è qualcuno che ne sa di più di questo su come calcolare i preventivi o altro, per aiutare la community, facciamo una bella discussione costruttiva qua sotto nei commenti. Che attrezzo porteresti sempre con te? Ok, bella domanda. Non penso di avere nessun attrezzo che preferisco più di un altro. Però senza dubbio non esco mai la mattina senza avere attaccato alla cintura il metro, la matita e un pennarello. Sempre questi qua. Io utilizzo questi qua della Pica perché sono sottili dalla punta lunga e possono arrivare facilmente se devo segnare qualcosa in una staffa o da qualche altra parte. La matita sempre della Pica e un metro della Stanley classico da 3 metri, utilissimo, me lo porto sempre dietro questo qua. Ovviamente tutti i link in descrizione. Arriviamo all'ultima domanda, che è buoni propositi per il 2022. Ok, questa è una domandona del secolo. Allora, diciamo che ho parecchi buoni propositi sia personali che per il canale. Vi dirò ovviamente solo quelli per il canale, che vi dico quelli che mi ero dato anche quest'anno. Avrei voluto arrivare alla fine dell'anno con 20.000 iscritti sul canale e 5.000 follower su Instagram, fallito inesorabilmente su tutti e due. Vabbè, poco conta. Per l'anno prossimo mi piacerebbe arrivare a 30.000 su YouTube e mi piacerebbe 10.000 su Instagram. Punto sempre in alto perché tanto faccio la stessa fatica che pensarla in piccola, solo che poi bisogna mettere in atto questo pensiero che si fa e quindi programmare bene e lavorare sodo. Tutto qua. Bene, queste erano tutte le domande per questo Q&A. Alcune le ho dovute tagliare per tempistica di video, ma le trovate in una versione completa su Patreon, disponibile già a partire dal primo livello. Per chi fosse interessato, link qua sotto. Non andate ancora via perché ora testeremo questo disco da intaglio della Arbotech. Allora, la fresa, come vedete, ha 3 taglienti, 1, 2 e 3, e si monta qua sul flessibile semplicemente così. Ora lo monto su questo qua della Bosch che ho perché è il più potente, sicuramente per fare intagli è la cosa migliore. Ok, partiamo. Ma cos'è? Taglia da Dio, cioè è bellissimo. Ora facciamo qualche slow-mo carino. Ecco qua quindi come lavora questa fresa della Arbotech. Se volete vedere il progetto terminato vi invito ovviamente di nuovo a iscrivervi al canale e attivare le campanelle perché sarà uno dei prossimi progetti. Io prima di salutarvi ringrazio ovviamente i Patreon che sostengono in parte questo mio progetto. Io vi ringrazio sempre tutti per il vostro supporto e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.